L'alzabandiera, l'onore ai caduti, rituali della storia delle penne nere, orgoglio e vanto di una provincia che continua a distinguersi a livello nazionale grazie alle energie messe a disposizione senza risparmiarsi mai. L'Ana di Belluno ha celebrato la sua assemblea annuale dopo i rinvii causati da Covid. Al Palasport de Mas l'appuntamento ha riunito i delegati dei 44 gruppi appartenenti alla sezione. È stata l'ultima assemblea del presidente Angelo Dal Borgo che ha ceduto il suo zaino al vicario Lino De Pra. Ma è una fortissima emozione veramente perché diciamo che non me lo sarei mai aspettato di arrivare a questo punto. De Pra prende in mano una sezione in salute che conta su quasi 6.500 soci, tra i quali un gran numero di volontari della protezione civile che nel corso del 2019 si sono contraddistinti nell'opera per la rinascita della provincia nel post-Vaia. La Protezione Civile del Veneto, le 498 organizzazioni hanno sviluppato oltre 120.000 giornate uomo, cioè più di 1 milione di ore regalate alla collettività. All'interno di queste 498 organizzazioni spicca l'Associazione Nazionale Alpini, terzo raggruppamento, e all'interno del terzo raggruppamento l'Associazione Nazionale Alpini Belluno. Quindi un grandissimo ringraziamento perché ancora una volta, nonostante si stesse combattendo una emergenza sanitaria, ma la Protezione Civile e gli alpini hanno risposto immediatamente all'appello. Ho avuto la fortuna, ha detto il presidente uscente, di chiudere il mandato nel centenario della nostra associazione e a chi mi seguirà lascio il compito di continuare con successo questa meravigliosa avventura. Il mio programma futuro si baserà più che altro su quello che è il futuro associativo, nel senso che un'associazione così deve rimanere nel tempo e nel territorio e di conseguenza questo sarà l'obiettivo che assieme a un consiglio unito noi porteremo avanti.